Euroregione.news. Bertiolo, festa fino al 3 aprile e Mauro Corona Friulano Doc. La consegna del riconoscimento è avvenuta nell'Auditorium Comunale di Bertiolo la sera di giovedì 31 marzo e con l'occasione ha presentato anche il suo lavoro più recente dal titolo 4 stagioni per vivere. Beh, innanzitutto qua siamo a Bertiolo, festa del vino, 73esima, perciò nata subito dopo il dopoguerra. Ma secondo te perché sono venuto qui? Se era la festa del latte non venivo. E qui c'è, esatto, e abbiamo puntato sempre al vino di qualità. Infatti c'è un concorso di vino e i chioschi che distribuiscono, che sono le vecchie frasche, una volta nasce dalle frasche, recuperarle le vecchie frasche, le vecchie e una volta i produttori aprivano i portoni e vendevano il vino quando era maturo. Piano piano la festa ha mantenuto un po' questa caratteristica, però il vino che si dà nei chioschi deve aver raggiunto un punteggio di almeno 8 decimi, deve essere vino buono. Martedì glielo dirò la Bianchina. Ci contiamo, eh? No. Però il premio di stasera, al di là del discorso festa del vino in cui viene appunto inserito questo avvenimento, è il premio Vini Doc a un friulano doc. Allora, io ho avuto un passato molto burrascoso e sinceramente sono grato, sono anche, non dico commosso perché alla mia età le lacrime si sono congelate, però sono contento, a parte la vanità, ma sono contento che sia stato indicato come un friulano doc. Cioè, i premi hanno una loro valenza in base al passato di chi li riceve. Il mio passato è stato fosco, spaventoso, l'alcol, l'abbandono dei genitori. Quindi per me questo riconoscimento, perché premio sono un po', mi rende orgoglioso, mi fa dire dentro di me quando mi guardo dallo specchio che forse non ho buttato via tutto. Quindi vi ringrazio davvero il paese di Bertiolo, poi la sindaca qua, ma queste frasi sembrano fatte. E io non vorrei dire frasi fatte, sono contento di essere qui, prima di tutto per il vino, in secondo piano anche il premio. E se fosse un premio in 2 o 3 cassette di vino sarei ancora più felice. Ma secondo me prima della fine serata qualcosa di buono esce da quel punto di vista. Va bene, guarda. Insomma, essere definito friulano doc non è... magari qualcuno storcerà anche il naso perché ce ne sono ancora friulani doc, ce ne sono tanti prima di me, però stavolta è toccato a me e me lo tengo. Il 2022 il friulano come doc, disse Napoleone con la corona ferra, Dio me l'ha data e guai chi me la tocca. La sindaca mi ha dato il premio e guai chi me lo tocca. Ciao Plecken. Da Bertiolo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.